Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 14 aprile, una buona giornata a tutti cari amici delle stelle e ben ritrovati nell'appuntamento quotidiano con l'oroscopo di Radio.0. Vi auguriamo un buon ascolto. Iniziamo dall'Ariete. Il sestile Sole-Marte alimenta la vostra intraprendenza. Avete le carte in regola per fare bella figura con azioni convincenti, incisive e garbate. Le vostre proposte trovano consenso, con risultati eccellenti anche per chi è impegnato negli studi o nel marketing. Toro, per mettere una pezza agli strappi nelle storie d'amore potete contare su Nettuno. La vostra generosità sarà ampiamente apprezzata oggi. Agevoli sono gli affari e i legami di amicizia, anche il dialogo è scorrevole, è facile oggi capire e farvi capire. Gemelli, con la complicità del sole la giornata si snoda in un clima dinamico. Presi da inviti, acquisti e nuove conoscenze anche a distanza, ve la spassate senza timori. Sprizzate energia da tutti i pori e la incanalate tra conquiste amorose e salti di qualità nella carriera. Cancro, la luna amica di Nettuno culla le vostre certezze, vigila sugli investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del carattere. In virtù del buon umore affrontate il dovere con leggerezza e positività, chiarimenti e spiegazioni anche in coppia. Leone, nulla può oggi l'effetto della luna sull'umore e sui vostri propositi. L'ottima resa a scuola e in ufficio vi pone più che mai al centro dell'attenzione. Una serie di novità attraversa la giornata. Saranno situazioni simpatiche, botta e risposta sui social, una più esilarante dell'altra. Vergine, con l'ingresso di Venere in Toro si apre un periodo estremamente promettente per il cuore, gioie per i single e nuovi slanci per gli accasati. La vostra attività riceve stimoli proficui, non solo, doni e dimostrazioni sentimentali concrete anche da parte del partner. Bilancia, la fase è movimentata per la vita professionale, ma non impegnatevi solo in quel campo, ritagliatevi qualche momento libero tutto per voi. Accettate le sfide che alcuni colleghi vi lanciano, sarete in grado di affrontarle con grinta da vincenti. Scorpione, leggere increspature delle acque attentano alla vostra tranquillità, sono piccole incomprensioni nei rapporti con gli altri, quindi parlate francamente. Possibili oggi errori di distrazione nel lavoro, non fatevi prendere in castagna, concentratevi. Sagittario, sul piano del rendimento è un mercoledì produttivo. Nelle incombenze di routine pratici ed efficienti sfoltirete gli appuntamenti in agenda. Situazioni allettanti nel sociale, allaccerete relazioni intriganti e all'orizzonte nuove prospettive anche nella professione. Capricorno, i punti fermi oggi ve li offre la luna. Cercate di dare spazio a nuovi interessi che nutrano lo spirito e soprattutto sorridete fiduciosi al futuro. Tutto scorre nel migliore dei modi, iniziative fortunate in ambito finanziario e piccoli acquisti sfiziosi anche per la casa. Acquario, è possibile che dobbiate risolvere qualche problema nella sfera domestica oggi, ma niente di preoccupante, sarete all'altezza della situazione. Per evitare che nascano incomprensioni in famiglia, dite sempre chiaramente cosa pensate e cosa sentite. Pesci, per chi tra voi appartiene alla schiera dei precari si aprono spiragli e arrivano notizie confortanti, contratti e collaborazioni saranno confermati. Giorno perfetto per l'intesa amorosa, vivace per la vita sociale, buono scambio e chiacchierate costruttive saranno all'ordine del giorno. È tutto quindi per oggi, dalle stelle di Radio.0 vi auguriamo un buon mercoledì e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0